Siamo ormai nell'imminenza della terza corsa, ovvero la prima prova per il superfrustino Tommaso Grassi Hayward, quest'anno così denominato. Ricordiamo che partecipano 10 driver fra i migliori italiani. Le prossime 5 corse saranno dedicate a questa manifestazione, ci sarà un punteggio per i primi 5. 10, 5, 3, 2, 1 e verrà stilata alla fine una classifica e i primi 2 di questa serata passeranno per la finale che si disputerà il 20 agosto qua a Cesena. Quindi andiamo a presentare i partecipanti a questa prima prova del Tommaso Grassi Hayward. Sono cavalli di 3 anni. È ritirato il numero 8, quindi per i ritirati viene attribuiti d'ufficio 2 punti per Enrico Bellei che non parteciperà a questa corsa. Lo schieramento è composto da 1 Alinas, Andrea Farolfi, 2 Antilla Pitta, Manuele Matteini, 3 Alleluia LZ, Gaspare Loverde, 4 Revar Font, Paolo Scamardella, 5 Amelie Pan, Santomollo, 6 Atas Fighter San, Vincenzo D'Alessandro. Seconda fila 7 Apocalipse R, Gaetano Di Nardo, 9 Anugrad, Lorenzo Baldi, 10 Asteco dei Greppi, Antonio Esposito. Vediamo di galoppo Amelie Pan. Rompe anche Alleluia LZ. Velocissima Atas Fighter Sun dal largo, prende numero 3, ottimo lancio. Alleluia LZ, squalificato. E quindi al comando Vincenzo D'Alessandro in seconda posizione. Numero 5 Amelie Pan, squalificato. Paolo Scamardella davanti a Antilla Pitt, mentre vediamo al largo Lorenzo Baldi con Anouk Rad. 14-1 i primi 200 metri. Ha preso una decina di metri di vantaggio il figlio di Civil Action, il Baio Scuro di Vincenzo D'Alessandro. Arriva ora in rallentamento al paletto dei 400 metri in 29-2, si riavvicina Au Revoir Font mentre avanza al largo Anouk Grad. Poi vediamo in terza posizione lungo la corda Antilla Pitt, paletto dei 600 passato da Atas Fighter Sun in 45-2. Vediamo al largo anche Asteco dei Greppi che ha preso la scia di Anouk Grad, mentre al largo anche Apocalipse R con Gaetano Di Nardo. Pressione qui davanti alle tribune in 14,5, primo giro in 59,7. Lorenzo Baldi all'attacco di Vincenzo D'Alessandro, poi alla corda Au Revoir Font, ma Atas Fighter Sun mantiene il ritmo sollecito e arriva al chilometro in 1,14,5, 14,8 la curva. Prova a riorganizzarsi Au Revoir Font, anche Anouk Grad non molla, poi c'è anche Asteco dei Greppi che si avvicina mentre ha perso terreno Antilla Pitt, retta di là, passata in 14,6 con in vantaggio sempre Atas Fighter Sun, Vincenzo D'Alessandro Junior, all'esterno ancora tonico Grad, sposta in terza Asteco dei Greppi, poi avanza anche Apocalipse R in terza ruota. Siamo a 200 metri dalla conclusione, sembra stanco Atas Fighter Sun, Alinaz, 16 la lenta curva finale, avanza Asteco dei Greppi, sembra sul punto di poter prevalere Asteco dei Greppi. Deve reagire a Au Revoir Font che si butta di dentro, poi al largo Apocalipse R, Asteco dei Greppi batte Au Revoir Font al terzo Apocalipse R. Antonio Esposito viene a cogliere i suoi 10 punti con l'allievo di Roberto Biagini, la scuderia Jeans di Nicola Del Rosso. Viene a vincere il figlio di Exploit CAF, la sua seconda vittoria in carriera. Ennesimo piazzamento per Au Revoir Font con Paolo Scamardella, mentre al terzo è Gaetano Di Nardo con Apocalipse R, che coglie un buon terzo posto. Al quarto Atas Fighter Sun davanti a un coriaceo Anouk Grad.